Silvia, sono arrivato al momento giusto? Certo, guarda, Mamma abbiamo mia. preparato una super colazione, Appena fatti questi? appena fatti, appena tirati sfornati. fuori dal forno. Ma per chi sono? Beh, ovviamente per tutti, ma questi qua sono per i nostri dipendenti che sono qua dalle 4, se non dalle 3 o dalle 2, e ovviamente un po' di colazione gli sta più che bene. Siamo a Villa Fontana, alla Spiga Dorata, una realtà di panificazione tra le più importanti in tutta la provincia di Verona. Quanti quintali fate di pane qui ogni giorno? Di media ne facciamo circa 22. E quante quintali. utenze servite? Serviamo 150 utenze scolastiche, ristorazione aziendale e grande distribuzione, oppure negozi della zona, bar. Chiunque ha bisogno di fare panini o di mangiare, vendere pane. Pane ai- classico o anche elaborato? Anche elaborato, per lo più vai classico, però vediamo che anche con i cereali antichi, con altre farine, sta andando. E questa è una di quelle realtà che si collega allo spirito con cui è nata la Fiera di San Biagio edizione 743, rivalorizzare l'antico saper fare del cibo con le farine che sono un tratto costante nella storia rurale di questo paese, non solo mobile, viene da dire. Adesso Silvia, cioè, Montaià, vuol dire, se può anche... ok, Stefano no. come no? No? Perché? Questo lo dai ai ragazzi? Ma scusami, loro stanno lavorando dalle 4, se non dalle 3, se non anche dall'1. Effettivamente. Tu sei arrivato alle 8? Scusa. A manco in fiera, almeno in fiera. Vieni in fiera, te ne do un panino in fiera, ti do un panino in fiera. Veniteci anche voi in fiera agricola di San Biagio dal 18 al 21 marzo. Così ta stai panini con la bondola della Silvia. Esatto. Va bene? Ci vediamo in fiera. Ciao ragazzi.